Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video rispetto al calciomercato Battaman Napoletano. In questo video andremo a parlare della storia dell'Arsenal. Questo video doveva uscire ieri, anzi dovevano uscire due video ieri riguardanti le storie dei club, però non sono riuscito sinceramente. A proposito, dopo far uscire anche la carriera, verso le 7 più o meno. Però vabbè, questo video più o meno uscirà verso le 6, 6:10, 6:20, dipende appena finisco di fare il video, che lo sto registrando più o meno verso le 4. E poi dipende dai miei impegni, perché dopo tra poco devo scendere e di andare a fare dei servizi, quindi non so quando posso pubblicarlo, quando torno a casa e quando pubblicarlo. Vabbè, intanto abbiamo di nuovo il cappellino, scusate, lo scatacollo del Napoli. Lo vado a sistemare un attimo, anzi lo metto proprio qua. Ok, così sono libero, diciamo, per parlare. Vabbè, vi lascio al video. Allora, vi parlerò, come vi ho anticipato nel titolo, nell'inizio del video e del titolo, e nel titolo, vi parlerò della città di del Crystal Palace. Allora, il Crystal Palace nasce a Londra. Molte squadre nascono a Londra, come vi ho detto nel precedente video, sia di prima divisione, per quindi Premier League, Championship, Ligue 1, League 2 e Nations League. Molte squadre nascono della capitale del Regno Unito. Poi l'inno del Crystal Palace, il Gold Allover, simboli di l'aquila, non mi ricordo se ve l'ho già detto, lo so, una memoria un po' corta, però vabbè, fatemelo sapere qui sotto nei commenti se ve l'ho già detto. Poi, come vi ho anticipato già prima, la nazione del Crystal Palace è il Regno Unito. Poi la federazione LFA del Crystal Palace, ma diciamo per tutte le squadre inglesi, e la Confederazione per tutte le squadre, diciamo, europee e la UEFA. Poi il campionato in cui milita il Crystal Palace, che tra l'altro è tipo quinto, no, decimo in classifica della Premier League. Adesso non ricordo tanto. Ehm, Però vabbè. Campionato Premier League, la fondazione del club è stata nel 1905, quindi circa 21 anni prima della nascita della SSC Napoli. Guardate come il caso, come ci porta a parlare sempre del Napoli in ogni video. Vabbè, poi il proprietario del club è Sou Testor, che diciamo mette soldi al presidente Steve Porsish, scusate per la pronuncia, tifosi del Crystal Palace, l'allenatore Gesner, scusate anche per questo. Lo stadio è da circa 26.225 posti e si chiama lo Selhurst Park. Diciamo penso che sia l'unico, tra virgolette, l'unico stadio di Premier, forse uno dei pochi, uno dei due o tre, due o tre sono sotto i 50.000 posti per gli spettatori. Forse uno dei pochi club di Premier League che ha questa, questa capienza, che ha lo stadio di questa capienza. Però vabbè. Scusate per l'inquadratura, ma mi era caduto la telecamera, quindi mo l'ho sistemata un po'. Stavo dicendo, il Palmeiras del Crystal Palace è un poco ridotto. Diciamo che il Palmeiras, diciamo la bacheca dei trofei del Crystal Palace non è tanto grande, non ha tantissimi trofei come uno si pensava. Infatti, appena sono andato a vedere la sezione trofei
del Crystal Palace sono rimasto scioccato, ho detto, aspetta, ma il Crystal Palace se non sbaglio aveva vinto pure 2 scudetti di Premier League, però vabbè, ho detto, mi sono fatto un paio di ricerche e poi mi hanno confermato che ha solo 2 trofei, cioè una Coppa di Inghilterra, cioè quindi un trofeo nazionale, che non è lo scudetto, se non sbaglio l'FA Cup, sì l'FA Cup, se non mi sbaglio, e poi la Community Shield vinta proprio a inizio stagione contro il Liverpool. Questo qua è il secondo trofeo della storia dell'Arsenal, che non vince un trofeo da tanto, eh. Calcolate che la Coppa d'Inghilterra la vinse tipo 30 anni fa, non vorrei dire una stupidaggine, ma intorno al 1886, 87, 90 più o meno, quelli sono gli anni. Poi il miglior, tra virgolette, giocatore talentuoso della storia del Crystal Palace, diciamo il miglior giovane della storia del Crystal Palace, che ora è al Chelsea, e secondo me Eze. Se non fa l'ala sinistra, sì, fa l'ala sinistra e adesso quest'estate è stato acquistato dal Chelsea. Invece il miglior calciatore proprio della storia del Crystal Palace è Zaha. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando lasciate un bel like che è fondamentale per il canale e iscrivetevi al canale, ciao!